Bene, possiamo cominciare, sì. Buonasera a tutti, intanto, grazie per essere qui, presenti o collegati. Questo è uno dei seminari permanenti che abbiamo organizzato con l'Accademia nell'ambito della transizione ecologica. Abbiamo già fatti alcuni, abbiamo già sentito la sua economia circolare. Questa settimana abbiamo due seminari, uno oggi dove ci saranno gli amici di Ansaldo, l'energia Ansaldo Green Tech, Ansaldo nucleare, perché tutte le varie Ansaldo. Oggi abbiamo invece qui con noi l'ingegner Enzo Parmisani, che è l'amministratore delegato di Duferco Engineering, che fa parte di Duferco Innovazione, giusto? Il gruppo Duferco è un gruppo che ha soprattutto come primo business, diciamo, la siderurgia, tutto quello che ruota intorno alla siderurgia, ma non solo, quindi molte altre cose. Il Parmisani sono raccontare molto meglio di me, io ho studiato un po' di cose, ma quello che devo dire tanto lo voglio ringraziare, perché per noi è veramente importante la sua presentazione, la sua presenza. Lui parlerà di un tema che è in comunità europea si chiama arco delete, quello che fanno loro, è difficile da fare, da ridurre il carbonico, solo perché lavorano in un ambiente che è estremamente complesso. Non stiamo parlando di in modo che tutto questo è un argomento estremamente interessante, molto innovativo. Quindi grazie per essere qui, vi posso contribuire con questo curriculum che fa regione dato che di cose vi posso dire che oltre ad aver progettato piattaforme offshore da giovane, per poi essere fatto di fare 14 anni, insomma di formare Mira, scusate, perché si gioca delle parole, no? Mira, che ha italiano reattore avanzati negli anni, diciamo, 70, effettivamente negli 80, è stato responsabile del progetto, diciamo, del famoso reattore tecnico di provvedimento combustibile personale del Brasilone. E quindi, insomma, diciamo che ha un'esperienza, e dopodiché è entrato in Duferco, dove ha condotto tutta la sua attività, e di questo lui ci parlerà, e quindi non voglio rubare altro tempo alla sua presentazione. Indicativamente abbiamo 40-45 minuti per la presentazione, saranno poi delle domande, mi auguro che ce ne possano essere interessanti e così via. Quindi vi ringrazio ancora e ti lascio la parola. Grazie Aristide. Ringrazio tutti i presenti. Per me questa è un'occasione per rendervi partecipi delle sofferenze che stiamo vivendo in questo periodo, perché è il periodo della transizione. E vi assicuro che nel nostro mondo dell'industria, oggi, lo vedremo poi facendo il percorso insieme, è difficile prendere delle decisioni. Quindi, come concluderò il mio intervento, oggi è il periodo del coraggio delle decisioni, perché non ci sono più i punti fermi che avevamo un tempo, quando si ragionava di energia, o si ragionava di industria, o si ragionava di investimenti per poter migliorare la nostra qualità e la nostra condizione. Quindi, se può tenere il microfono più vicino, così. Perfetto. Bene, fatta questa premessa, ho preparato delle slide in maniera tale da facilitare la comprensione della logica con la quale, partendo da un certo punto, si arriva alla fine. Cosa vuol dire? È un percorso che descrive i problemi, prima di tutto, li quantizza, dopodiché cerca delle soluzioni. E queste soluzioni vengono raccontate con la finalità di risolvere o di dare un contributo meglio a quello che è il problema di oggi, cioè decarbonizzare i processi industriali. Nel settore siderurgico questo problema è molto sentito, proprio perché è un problema complesso, come ha detto Aristide, molto complesso, ma soprattutto perché bisogna intervenire sulle infrastrutture esistenti. Io non posso oggi pensare che nell'industria, dall'oggi al domani, prendo quello che ho avuto via e ne rifaccio uno, tra l'altro senza avere le funzioni, perché oggi viviamo questa realtà. E allora è inutile fare tante demagogie
su questi discorsi. Bisogna tener conto della realtà, bisogna fare un percorso serio, perché oggi la decarbonizzazione è un dovere, più che un obbligo, è un dovere, dobbiamo farlo, dare il nostro contributo, mettere tutta la nostra intelligenza, la nostra voglia di saper fare per risolvere questo problema. Facciamo questo percorso insieme, partendo, vabbè, queste sono due informazioni sulla Lucerco, si appoggia su 4 pilastri: la produzione di acciaio, la produzione e la gestione dell'energia, l'innovazione e la colonna di parte e l'obiettivo. A livello dei grandi numeri abbiamo un fatturato di 40 miliardi di dollari americani, dipendenti dal 2004, e gli ultimi risultati dell'esercizio del 2022 sono 380 milioni di dollari di margine. Sono dati perché noi il bilancio lo chiudiamo a settembre del 2020. No. Prego. Dovrebbe andare. Ok. Beh, il ponte di Genova è un simbolo che sta a cuore a tutti, ma è fatto di acciaio, soprattutto di acciaio. E non tutti forse sanno che l'acciaio è il prodotto che viene più scambiato al mondo dopo il petrolio greggio. Questo è una realtà. Questa dimostrazione che cosa? Che l'acciaio è lavorare sull'acciaio, controllare l'acciaio, gestire l'acciaio è un punto fondamentale per la nostra generazione. Nel mondo si producono quasi 2 miliardi di tonnellate di acciaio, in Europa 169 milioni, in Italia 23 milioni. Questa industria che ha un peso significativo sul PIL ed incide per il 20%. L'acciaio noi oggi lo conosciamo attraverso i prodotti più comuni, che li vediamo sul camion, li vediamo quando andiamo in giro, che sono il coins, le lamiere e i tubi. Sono i 3 prodotti principe, che poi dai quali discende tutta una serie di sottoprodotti che vediamo poi nelle varie applicazioni. Soprattutto nelle costruzioni, infrastrutture, il ponte di Genova è uno degli esempi, trasporti, i treni, le navi, le macchine sono fatte di acciaio. Estrazione e distribuzione di idrocarburi, le piattaforme che conosco bene, questi grandi jacket d'acciaio che caratterizzano questo mondo, l'industria chimica e petrochimica, quando andiamo in giro vediamo questi grandi impianti, sono fatti di carpenteria, di grandi tubi, serbatoi, componenti in pressione, le centrali elettriche con tutti i vari componenti, dalle caldaie alle turbine, eccetera, elettrodomestici, contenitori, imballaggi, industria meccanica e manifatturiera. Quindi, come vedete, l'impiego dell'acciaio caratterizza molti dei settori che fanno parte della nostra civiltà. Diamo qualche numero per fare la fotografia di che cosa vuol dire oggi le emissioni. Prima quindi di entrare nello specifico, di vedere qual è l'impronta carbonica dell'acciaio, vediamo quali sono i grandi numeri nel mondo. Nel 2019 sono state emesse 33 gigatonnellate di CO2. L'industria pesa per circa il 7,7 gigatonnellate, 5 gigatonnellate compete a quella parola che abbiamo detto prima, il cosiddetto hard to abate, cioè quel settore dell'industria che è difficile da decarbonizzare. 1,2 gigaton compete all'acciaio. Tanto vediamo da questa distribuzione quali sono i settori che contribuiscono maggiormente alle emissioni di CO2. Abbiamo l'industria, i trasporti e la produzione di energia che la fanno da padrone.
il bilanciamento tra una e l'altra si spostano di anno in anno in qualche punto, ma grosso modo sono i 3 settori fondamentali. Le stesse percentuali in Europa, quella di prima era nel mondo, questa è in Europa più o meno, vediamo che i trasporti, l'industria e la produzione di energia e il riscaldamento degli edifici hanno preso una importanza notevole. Prima di parlare dell'Italia, perché poi parleremo dell'Italia, dobbiamo mettere a punto il nostro vocabolario, perché altrimenti non ci capiamo. Cosa sono i settori hard to abate? Sono quelli che consumano molta energia e che producono molta CO2 e che sono difficili da risolvere il problema delle emissioni perché non abbiamo oggi a disposizione delle alternative che ci possono aiutare a decarbonizzare con delle scelte semplici questi processi. Sono l'acciaio, il cemento, la carta, la chimica, la ceramica, il vetro e le fonderie. Tutti questi settori li chiamiamo hard to abate. L'altra cosa che bisogna mettere a fuoco è il significato degli scope. Sono scope 1, scope 2, scope 3. Cosa vuol dire questo? Che quando parliamo di emissioni bisogna intenderci sul significato. Ci sono le cosiddette emissioni dirette, che sono quelle prodotte da un'azienda per realizzare i propri prodotti. Poi ci sono quelli di scope 2, che sono, la definizione è molto più complessa, ma andiamo sul semplice. Per produrre quei prodotti l'azienda normalmente usa dell'energia. Se questa energia viene prodotta con sistemi che producono CO2, questa CO2 va a finire nello scope 2. Ma non solo. Esiste uno scope 3, che significa se un'azienda per completare il proprio prodotto, il cosiddetto prodotto delle emissioni indirette, per fare e completare il valore aggiunto rispetto ai primi due, dirette e energia, tutto il resto va nel settore 3. Ma pensate che chi produce le automobili, nel settore 3 ci vanno le emissioni delle automobili che producono. Quindi questo per dare il significato dello step 3. Quindi la Fiat, quando butta fuori le proprie automobili, paga un contributo di CO2 per tutte le auto che mette in commercio. Ecco perché, e questo è un incentivo fortissimo per l'industria, perché significa investire nelle nuove tecnologie per ridurre il più possibile le emissioni. Quindi sono obiettivi, target che poi inducono all'industria a migliorare sempre se stessa. Allora parliamo dell'Italia. Io ho i riferimenti sono del 2019 della fonte IEA, in quanto intanto sono numeri pre-pandemia, quindi già più significativi, perché poi c'è stato un po' di scombussolamento. Per cui sono numeri che ci aiutano a capire meglio i fenomeni. Come vedete qui c'è una certa distribuzione, trasporti, industria, produzione di energia e riscaldamento edifici la fanno sempre da padrone. Sulle percentuali devo dire una cosa che mi dispiace dire, ma attenzione ai numeri, perché secondo le fonti e le interpretazioni, oggi che non c'è una cultura consolidata su questi temi, è facile trovare numeri diversi. Quindi un po' di pazienza. Io ho cercato di prendere la fonte più autorevole, però per esempio quel 14% di industria è sbagliato. Non è sbagliato perché hanno fatto un errore, per carità, perché non considerano, per esempio, le emissioni dovute a sistemi non che usano fossili. Se io produco dei processi con dei carbonati o cose di questo tipo che mi producono CO2, questi non sono considerati. Quel numero, quello corretto che tiene conto di tutto, vale il 20%. Vedendo le quantità,
quindi stiamo parlando di 420 milioni di tonnellate di CO2 globali. Di queste il settore hard-coabente che abbiamo visto prima vale 75 milioni di tonnellate e circa 19 milioni di tonnellate competono all'acciaio, considerando scopo 1 e scopo 2, cioè per produrre direttamente l'acciaio e l'energia che mi serve per produrre l'acciaio. Chiaro? Com'è la situazione oggi? Oggi la situazione dell'acciaio, per produrre l'acciaio, l'ho schematizzata in questo modo. Noi oggi per produrre l'acciaio abbiamo due sistemi fondamentali, semplici. Quello degli altoforni, che tutti conosciamo, perché quando parliamo di Taranto ormai l'abbiamo imparata la lezione, e poi col forno elettrico. Ma qual è la cosa che magari molti non sanno? Che oggi in Italia la produzione dell'acciaio con forno elettrico è già all'80-85%. Quindi noi nell'acciaio siamo già, tra virgolette, già decarbonizzati, parlando dei grandi numeri nei confronti dell'alto forno. Questo non possono dirlo gli altri paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, l'India, il Brasile, eccetera, hanno dei numeri spaventosi. Quindi oggi, se vogliamo dare un contributo al mondo, dobbiamo dare delle soluzioni a questi paesi che usano ancora, che usano soprattutto l'altoforno come metodologia per produrre l'acciaio. E quindi poi vedremo che ci sono delle tecnologie che dobbiamo poi trasferire, aiutare gli altri paesi per poterla adottare. Costano dei soldi, quindi c'è un grande problema geopolitico che va gestito. Quindi sulla sinistra vedete quanto il processo, il ciclo integrale, che è quello fatto dall'altoforno essenzialmente, cosa si fa? Si prende il minerale di ferro, lo si butta dentro in un pentolone, ci si mette dentro il carbon coke cosiddetto, che brucia, fa calore, questo minerale di ferro che è sporchissimo di porcherie, non c'è solo ferro, ma il ferro ha una percentuale molto bassa, 30-40%, quando va bene. Quindi si scalda porcheria soprattutto, che è la famosa ganga che poi esce fuori dall'altoforno per separarla invece dalla parte liquida più pura dell'acciaio, del ferro che si funde, con l'aiuto del coke. Questo processo c'è poco da fare, butta fuori tanta di quella CO2 che fa spavento. Quindi parliamo di 2 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata d'acciaio. Questo è un numero pauroso. A fianco ho messo il ciclo del rottame, il famoso 80% che adottiamo in Italia, dove abbiamo 0,3 tonnellate di CO2 per tonnellata di acciaio prodotto, ma considerando lo scopo 2 con un'energia che mi viene dalla rete. Ora, l'energia che mi viene dalla rete è un blend fatto da rinnovabili, gas, soprattutto con cicli combinati, nucleare, perché importiamo l'energia nucleare, almeno fino a ieri avevamo il 20% di energia importata dalla Francia di nucleare, poi abbiamo la geotermia, tutte quelle altre piccole cose che vanno a fare un paniere, no? Che danno un valore di quanta impronta carbonica emette l'energia prodotta in Italia. Bene, se io sono capace di comprare invece dell'energia verde o utilizzare dell'energia verde, quei 0,3 si riducono più o meno alla metà. Più o meno alla metà. Quindi rimane ancora qualche cosa che però è facile da gestire, perché sono gli iniettori di antracite nel forno elettrico per aiutare, per riomogenizzare le temperature, per aiutare la fusione, eccetera, eccetera. Tutte cose che sono molto più semplici da risolvere, quindi non si preoccupa. Continuando, faccio la fotografia di oggi, quindi continuando, gli altri elementi che contribuiscono
alla creazione di CO2 sono i laminatori a caldo. Poi lo vedremo bene questo percorso, perché una volta che ho fatto l'acciaio, lo mando in una collata continua. Dalla collata continua escono fuori dei semi lavorati, che sono bramme, blumi, villette. Da lì poi lavoro con la laminazione, cioè li prendo e faccio quei 3 prodotti che vi ho raccontato prima, e cioè i coils, le lamiere, i tubi, eccetera, eccetera. Questi laminatori usano il gas. Questo hard coabate significa, ma come faccio a trovare qualcosa che mi sostituisca il gas? E lo consumo in una grande quantità, quindi non stiamo parlando del fornello, stiamo parlando di cose industriali. E oggi trovare un qualche cosa di alternativo al gas non esiste. Si dice l'idrogeno, ma sono tutte fantasie. Cioè, ci sarà tra 20 anni, quando faremo le reti, quando saremo capaci di produrlo a costi industriali sostenibili, eccetera, eccetera. Però questo non significa arrenderci. Lo vediamo, quali sono poi le soluzioni per risolvere anche questo problema, il cui contributo vale 0,1 tonnellate per ogni tonnellata di acciaio laminato. Qualche dato. Questo sono le emissioni dirette, sempre in Italia, che distribuiscono dei famosi hard coabate i responsabili. Allora vedete che noi abbiamo un totale 84 milioni di tonnellate di CO2 nel settore hard coabate. I responsabili sono la chimica, il cemento, il ciclo integrale dell'acciaio, la carta, eccetera, eccetera. Vi ho dato questi dati tanto per far capire quanto pesa ogni settore nella produzione, nelle emissioni di CO2. C'è un altro 30% che sono i settori industriali non hard coabate. Questo è l'industria, quel famoso 20% che dati di foro 14, di cui vi parlavo prima, come responsabili delle emissioni in Italia e nel mondo. Come fare a risolvere questo problema? Cioè questa CO2 che questi processi industriali producono, dovendo seguire le direttive europee che, come sappiamo, impongono al 2030 una riduzione rispetto al 1990 del 55% e al 2050 zero, e dobbiamo organizzare dei percorsi, perché non è che dall'oggi al domani si risolvono questi problemi. Allora, quali sono le soluzioni sulle quali oggi possiamo puntare? Queste sono soluzioni che non sono solo per l'acciaio, sono in generale, quindi per abbattere la CO2. Abbiamo il CCUS, che vuol dire Carbon Capture, Utilization and Storage. Significa, visto che usando il gas, che è il più grande utilizzatore del combustibile che usiamo principalmente oggi per fare energia, per fare i processi industriali, quando brucia emette CO2, allora se io questa CO2 riesco a catturarla, poi a trasformarla in prodotti magari utili, o nella peggiore delle soluzioni, liquefarla, trasportarla e buttarla dentro le caverne che Eni sta preparando nella zona di Ravenna, dove c'erano i vecchi giacimenti, questa potrebbe essere una soluzione. Green fuel, parliamo di biometano e di idrogeno. Poi approfondiremo la questione. Elettrificazione, cioè introdurre dove si può nei processi industriali l'energia elettrica al posto di questi emettitori di emissioni. Combustibili low carbon sono i cosiddetti biocombustibili di oggi, quelli che vengono dalle sintesi, dove rimane comunque l'impronta carbonica ma molto inferiore rispetto ai combustibili normali da fossili. Il metanolo è uno di questi. Economia circolare, certo.
il ciclo siderurgico che vi ho fatto vedere prima è il primo grande esempio di economia circolare. Però dobbiamo andare oltre e quindi tutte le volte che si può evitare di buttare via qualcosa, la si può riutilizzare, questo dà una grossa mano, un grosso contributo a ridurre le emissioni. Efficienza energetica, vabbè, la conosciamo tutti, è quella su cui dobbiamo comunque lavorare per portare dei risultati. Chiedo aiuto. Prego. Ok. Vediamo, come abbiamo visto prima, che abbiamo degli obiettivi che vengono dall'Europa. Questa è una fotografia 2030 che mette nella prima colonna 51 milioni di tonnellate di CO2 che io oggi decido di non fare nulla. Cioè non faccio nessun improvement, nessuna iniziativa per ridurre le emissioni di CO2. Otterrei quel risultato, 51 milioni di tonnellate rispetto al 1990. Allora, come accompagnare questa riduzione per arrivare all'obiettivo al 2030, 33 milioni di tonnellate, in compliance con le direttive europee? Ecco, c'è un piano che distribuisce, secondo le varie tecnologie che abbiamo visto prima, fa un'ipotesi per accompagnare questa riduzione. Quindi tolto al green fuel, tolto alla cattura, all'elettrificazione, eccetera, eccetera. Questo ve l'ho dato soltanto come riferimento, ma è giusto per dire che stiamo ragionando per quali sono i contributi veri che si possono dare per ridurre le emissioni. Ok. Veniamo a quello, ritorniamo all'acciaio. Bene, abbiamo visto che il grande responsabile è l'altoforno, però in Italia incide solo per il 20%, che poi è l'unico altoforno che è rimasto, gli altiforni sono rimasti sono quelli di Taranto, perché servono all'antiuso. Piombino non abbiamo chiuso, quindi c'è rimasto soltanto quello. E comunque, insomma, Taranto è stata lo stabilimento siderurgico più grande d'Europa, con 10-12 milioni di tonnellate d'acciaio prodotte. Quindi era un fiore all'occhiello dell'industria italiana. Oggi sappiamo tutti come si è ridotto, purtroppo. Allora, comunque bisogna lavorare anche su questo aspetto. Noi non ce ne occupiamo perché a noi interessano i forni elettrici, perché noi usiamo forni elettrici, e come vi ho detto prima, in Italia l'80% dell'acciaio si fa col forno elettrico. Il problema di Taranto lo lasciamo agli esperti. Ecco perché ho messo quella nota che per chi fosse interessato, io ho preparato un documento che mi ha dato il mio amico Castagnola, che è responsabile tecnico della Polvut, il Polvut come Daniele, insomma ci sono tante aziende, però vi ho messo a disposizione questo paper che per chi vuole può leggere in dettaglio che cosa significa oggi decarbonizzare, non del tutto, diciamo il 70%, un altoforno. E ci sono le tecnologie. Quello che a noi interessa è il fatto del DRI, e cioè, come vi ho detto prima, noi in Italia l'80% dell'acciaio lo produciamo col forno elettrico. Il forno elettrico usa come materia prima il rottame. Il rottame ha due problemi. Il primo è che, come tutte le cose, tende a finire o a scarseggiare più che a finire perché fa parte dell'economia circolare. Ma è questo l'altro problema, la qualità. Perché tutte le volte che io prendo un pezzo d'acciaio che era usato e lo ributto dentro il forno per fondere e fare del nuovo acciaio, questo acciaio nuovo che ottengo è inquinato. Inquinato non dal punto di vista ambientale, è inquinato dal punto di vista della qualità dell'acciaio. Perché? Perché gli acciai oggi, per seguire sempre di più le esigenze dell'ingegnere,
che vogliono degli acciai sempre più performanti per le alte temperature, high resistance, anti-abrasion, eccetera, eccetera, vogliono acciai sempre più di caratteristiche elevate. Per ottenere queste caratteristiche cosa si fa? Si fa la ricetta e quindi ci si butta dentro manganese, tungsteno, il cromo e via dicendo. Quindi alla fine, a forza di dai e dai, di prendere, costruire, demolire, forno, eccetera, si riprende il ciclo, alla fine l'acciaio che ottengo incomincia ad avere dei problemi sulla qualità. Allora, il DRI, che è un reattore che parte, come vedete, dal minerale di ferro e utilizzando idrogeno e gas trasforma questo minerale di ferro, che deve essere di buona qualità, questo è il problema che ha questo processo, lo rende buono, produce una specie di materia prima che si può mettere dentro il forno elettrico per essere fuso, recuperando la verginità dell'acciaio. Quindi domani avremo una capacità di produrre acciaio col forno elettrico che con questo accorgimento di fare questa materia prima nuova riusciamo a combinare rottame più questo materiale vergine per dare, secondo le varie percentuali, una qualità che deve sempre di più rispondere alle esigenze dei progettisti. Quindi questa linea dell'alto forno cancelliamo. E questa è la soluzione di domani. Potremmo ancora mantenerla giusto per le eccezioni, come TAP, dove allora ci saranno degli interventi specializzati per cercare di ridurre l'impronta carbonica. Ancora? Grazie. Ah, no, era solo in ritardo. Ok, quindi abbiamo visto che per arrivare a produrre poi i cois, le lamiere, i tubi, il ciclo è qui rappresentato in maniera molto semplificata. Qui abbiamo il rottame, abbiamo le ferroleghe che poi si mettono quasi sempre nell'LF, che è un altro forno, si buttano dentro nel forno elettrico, quindi EAF lo chiamiamo, Electrical Furnace, per fondere il rottame. Un domani quello stoccaggio rottame sarà accompagnato anche dal DRI. Quindi lo dovete vedere in questa maniera. Il forno LF, che tratta sempre acciaio liquido, lì dentro si fanno le ricette. E cioè si aggiungono manganese, il cromo, con dei fili, quindi riesco a calibrare la percentuale di quelle aggiunte in maniera stechiometrica addirittura, proprio perché ci sono i cosiddetti fili di questi materiali che hanno dei buchetti che si infilano dentro, vengono richiamati all'interno del bagno fuso per dare il loro contributo, per ottenere la ricetta ottimale. Addirittura si può andare all'impianto a vuoto, cioè uno dei assassini dell'acciaio è l'ossigeno. No? Allora, riuscire a produrre l'acciaio senza ossigeno è un miracolo della scienza. E ci sono adesso degli impianti che riescono a portare l'acciaio fuso e a rigirarlo, una tecnologia austriaca questa, per poterlo eliminare tutto l'ossigeno. Una volta ottenuto questo acciaio liquido senza ossigeno, lo si deve mantenere in questa forma, per cui tutto il processo che va verso la colata continua avviene sempre in ambienti sottovuoto. E quindi la complessità dei nostri processi nascono un po' da queste cose. Per finalmente produrre brumi di lette bramme che poi vanno al magazzino in attesa di essere laminate. Alla domanda, ma perché, visto che sono calde, non le butto a laminare subito? Sì, ci sono delle condizioni che lo consentono,
però credetemi, nella maggior parte dei casi, purtroppo, bisogna passare da magazzino. È troppo complicato da spiegarlo. Abbiamo questa problematica. Questo è cos'è un forno elettrico. Vedete, ci sono i grandi elettrodi che servono per creare l'arco del cortocircuito, per creare grandissime temperature, per fondere il rottame o domani rottame più DRA. Questo è un LF che avevamo all'Alfiere, dove avvengono questi trattamenti. Ecco, questo è lo schema che porta l'acciaio liquido a diventare magazzino. Quindi c'è un contenitore di acciaio liquido che va a Tandish, poi viene questo acciaio liquido colato all'interno di questa colata continua e all'interno di questa macchina l'acciaio liquido si solidifìca per diventare alla fine un prodotto come quello che viene messo in magazzino. Quello sulla vostra destra in basso sono i cosiddetti ossi di cane, che sono dei blumi che sono già predisposti per diventare travi. Quello invece sulla sinistra in basso sono i classici blumi o billette, secondo le dimensioni, che anche questi poi vengono trasformati per far diventare profili di acciaio. Ci sono poi delle rame che non ho qui rappresentato, che invece ci sono dei parallelepippedi, fate conto, 2 metri, 2,20 metri di larghezza, 25 centimetri di spessore, 12 metri di lunghezza, attraverso i quali si fanno i coins nella miniera. Questo è un processo che è veramente affascinante. Se andate in acciaieria, io ho rappresentato in alto a destra 4 linee di una colata continua per produrre appunto questi blumi. Ma una volta che abbiamo risolto, tra virgolette risolto, abbiamo parlato di come fare a decarbonizzare la parte liquida dell'acciaio con i sistemi che abbiamo visto. Vi rimando per il DRA a questo documento che poi darò a disposizione dell'Accademia. Noi ci siamo concentrati come Duferco, proprio in prima persona, perché abbiamo un'acciaieria e quindi abbiamo accettato la sfida della decarbonizzazione, è diventato un nostro obiettivo fondamentale e quindi trattandosi di un tema dell'innovazione me ne sto occupando personalmente. Questa è una fotografia di cosa avviene all'interno di un forno di riscaldo, cioè quel famoso magazzino che abbiamo visto prima, per poter diventare lamiera, coins o tubo, va riscaldato. Va portato, secondo le tipologie, a circa 1200-1250 gradi, quindi potete immaginare la quantità di gas che oggi si usa il gas per ottenere queste temperature che bisogna introdurre per ottenere poi un prodotto, vediamo, che può essere laminato, cioè schiacciato per prendere la forma finale che bisogna ottenere. Quindi si gioca tutto sulla plasticizzazione e la capacità dell'acciaio di deformarsi per prendere quelle forme. Questo è lo stabilimento che è in costruzione, capoprogetto Gianluca, che stiamo realizzando a San Zeno. Sono 220 milioni di investimento, quindi capite bene che non stiamo parlando di noccioline quando dobbiamo fare degli interventi industriali su queste cose. Nella parte a sinistra è tutto il nuovo laminatoio, sulla parte a destra c'è la vecchia acciaieria che produce l'acciaio liquido. Poi davanti ci sono i magazzini. Questo è già un rendering della soluzione finale. Questo è il forno di riscaldo in costruzione. Quindi vedete, quando si parla, quando qualcuno dice ma sì, ma prendi il forno, vanno a cambiare, che intanto sono 45 metri, quasi 15 metri di larghezza, ed è su 3 piani,
in quanto poi sotto c'è tutto il meccanismo per far muovere i materiali all'interno. Ai lati di questa scatola ci sono i buttatori, che sono l'oggetto della nostra riflessione. Come vedete, i tubi grossi color argento e l'aria, quelli gialli sono quelli che portano il gas all'interno dei buttatori. Quando abbiamo deciso l'investimento, e vi parlo di 5 anni fa, perché purtroppo tra il pensare e il fare passa il tempo, già a quel tempo abbiamo deciso di predisporre i bocciatori per raccogliere anche l'idrogeno. Perché bisogna fare il coraggio delle scelte, come dicevo prima, sono queste. Abbiamo deciso di spendere più soldi, ma di predisporre già i bocciatori per bocciare anche l'idrogeno. Servirà qualcosa? Spero di sì, ve lo vedremo. Ecco, lì c'è un meccanismo, cerco di spiegarmi, quando noi prendiamo quel prodotto del magazzino che vi ho fatto vedere, queste barre, questi parallelelepipedi stretti e lunghi, li butto dentro nel forno all'ingresso e poi questo materiale va avanti, prende calore dai bocciatori che via via incontra, fino ad arrivare alla fine del percorso che ha raggiunto la temperatura di 1250 gradi. Questo percorso, a volte, come nella fotografia che abbiamo visto prima, lo facciamo a spinta. Adesso che la tecnologia vuole prodotti di grande qualità, noi abbiamo adottato il cosiddetto walking grid, cioè un sistema che prende il prodotto, la barra, la solleva, lo porta avanti di un passo, la deposita, torna indietro e via dicendo. Questo walking grid che va per tutto la lunghezza del forno, in questa maniera il primo elemento alla fine del percorso diventa l'ultimo e via via lo alimento, lo continuo ad alimentare, quindi diventa un processo continuo. Alla fine sforno e eccolo qui, questo è lo sfornamento, quindi la barra ha preso i suoi 1250 gradi ed è pronta per essere con una via Rulli trasportata alla prima macchina, che è uno sbozzatore normalmente, che è quello che gli dà la forma, incomincia a dargli la forma per farlo diventare il prodotto finale. In tutto questo percorso poi va un finitore e via via deve mantenere la temperatura, quindi il problema è la temperatura di partenza a 1250 gradi, non può scendere sotto diciamo 980 gradi, perché poi diventa duro poterlo lavorare, per poter ottenere poi il prodotto finale. Vediamo qualche numero. È importante il terzo numero, la portata dei funghi. 69.000 metri cubi ora nelle condizioni di picco. E la composizione dei fumi è fatta da CO2 al 9,2% e il resto è quasi tutto azoto. Separare la CO2 dall'azoto è un grosso problema, e sono molecole dure cosiddette che quando si legano rimangono insieme volentieri, e quindi spezzare questi legami diventa difficile. Da questi numeri vengono fuori i dimensionamenti degli impianti. Allora, entriamo adesso nel pieno del ragionamento che stiamo facendo. Come fare a eliminare, a ridurre o a zerare la CO2 di questo processo, che è un'arte tua avere? Allora, quello sulla sinistra in alto rappresenta questo forno, questa grande scatola. Oggi è alimentata al 100% con gas naturale. Allora noi abbiamo pensato, io non posso, quella scatola che avete visto in costruzione, dire domani la butto via e prendo qualche cosa che non c'è. Fantasia. Allora l'unico modo per risolvere il problema, vi ho fatto vedere la lista delle soluzioni, puntare sui combustibili cosiddetti green,
o sulla cattura della CO2, non o, e sulla cattura della CO2. Io l'ho pensata così, poi ci può essere qualcuno che la pensa in maniera diversa, quindi non prendetela come una scienza esatta. È una delle soluzioni. E le percentuali che vedete lì rappresentate, e cioè biometano, gas naturale, con la cattura della CO2 e l'idrogeno, sono delle percentuali che ovviamente poi andremo ad affinare via via che andremo avanti in questo ragionamento di decarbonizzazione di questo processo. Quindi la CO2 che devo gestire sono circa 36.550 tonnellate all'anno, prendendo i numeri che vi ho fatto vedere. Il blend, il mix di alimentazione, l'abbiamo ragionato in questa maniera. Oggi è possibile produrre biometano in maniera semplice. È uno dei procedimenti più semplici che esistono. E quindi abbiamo detto, puntiamo molto sul biometano. E quindi abbiamo messo una percentuale alta, il 50%. L'altro 50% abbiamo detto, manteniamo il gas naturale per il 35%. Stiamo parlando di tutti i valori in energia, perché attenzione che l'idrogeno, se lo ragioni in volume e poi lo trasformi in energia, i conti non tornano più, perché c'è una molecola molto piccola e quindi occupa tantissimo volume, ma l'energia che c'è dentro è molto bassa. Quindi 15% in energia, che significa in volume una quota molto superiore. In questa maniera, quando io vado, e parleremo tra un po' della cattura della CO2, quando vado a catturare la CO2, il sistema di cattura non è che riconosce la molecola che viene dal biometano o quella che viene dal gas naturale, perché è la stessa molecola. Per cui io catturo uno e l'altro. E allora questo mi dà un grande beneficio, perché come rappresentato in questi due numeri, la cattura della CO2 prodotta dal gas naturale mi diventa 0. Ma quella che recupero dal biometano, che è pur sempre una molecola CH4, quella mi va a credito, perché non è che viene dai fossili, viene da una situazione che esiste già in natura, per cui è neutro, come si può dire. Se io la catturo, quindi vado negativo. E quindi questo mi dà dei crediti. Qui parleremo anche di questo aspetto. Quindi capite bene che questo mix ci consente di ragionare per arrivare all'obiettivo decarbonizzato al 100%. E allora parliamo del percorso che abbiamo fatto, della cattura della CO2, vi racconterò l'esperienza oil and gas, che poi ci ha portato alla scelta delle celle a combustibile a carbonati fusi, idrogeno verde, il biometano e poi il PPE. Se sono come tempo, mi raccomando, datemi un segnale, devo accelerare. È piacevole che non so. Devo accelerare. Allora vado un po' veloce. Vi devo raccontare di un fallimento, perché purtroppo su questi temi c'è anche questo rischio. E raccontarlo a me fa piacere, proprio perché le facciate che ho preso nel muro mi sono servite tantissimo. È una lezione perfetta, perché intanto diventi più umile e poi perché ti fa capire tante cose. Io speravo di decarbonizzare tutto il mio gas naturale partendo dall'esperienza dell'oil and gas che mi avevano raccontato i grandi signori dell'oil and gas, grandi nomi. Benissimo, ma noi queste tecnologie ce l'abbiamo, sono mature, perfette, quindi che problemi ha? Va bene, andiamo a vedere. E allora mi sono fidato e ho fatto con loro degli studi di fattibilità. Adesso vado veloce. Questo è lo schema di processo di un sistema con ammine, dove la prima grande torre non fa altro che fare il lavaggio dei fumi con ammine, che è un solvente. Queste ammine hanno la grande capacità di rompere quel legame delle molecole
è di catturare la CO2, trascinarla come liquido all'interno dei tubi per passare a una colonna dove avviene la separazione tra le ammine e la CO2. L'ammina la recupero e ritorna nella prima torre, mentre la CO2 me la prendo e ne faccio quello che voglio. Mi piaceva, ho detto bellissimo. Poi quando ho capito che quella prima torre è alta 40 metri, diciamo un diametro di 5, 6, 7 metri, che si porta dietro la seconda colonna, che anche quella è, dove noi ragioniamo sugli stabilimenti che esistono, e dove lo trovo io lo spazio per mettere tutta questa roba? Va bene quando sono greenfield, faccio un nuovo impianto, ma quando io ho uno stabilimento siderurgico, cioè mai qualcuno c'è passato, uno si mette le mani nei capelli, non trova neanche un angolino libero per metterci tutta questa roba. A parte questo, quello che mi ha fatto prendere la facciata vera è stato, vabbè, queste sono le due tecnologie che abbiamo esaminato, quelle con le ammine e quelle con il carbonato di potassio. Hanno tutte e due un livello tecnologico molto elevato, soprattutto le ammine sono a 9, potassio a 8, era a 7 prima, ma adesso è andata avanti. E queste sono le conclusioni. Capex per l'impianto di cattura, secondo le tecnologie, da 24 a 50 milioni. Ma per catturare i 43.000 metri cubi di CO2 che io ho nel mio forno. Cioè, mi costa di più del forno. Ma soprattutto, guarda, qui c'è la liquefazione, 15 milioni, CAPEX ausiliari, non solo, perché poi bisogna dare calore, energia, acqua, eccetera, eccetera, vai a fare i conti. Sfruttando tutti i cascagli termici che avevano lo stabilimento, lo prendi tutti. Quello è il risultato. Allora, 89, 115 milioni di euro di investimento, ma soprattutto quello che mi ha spaventato, perché lì magari gli OPEX ti danno una mano, il PNRR, vai alla pesca, ma quello che mi ha tarpato le ali sono gli OPEX. Cioè, tenete conto che oggi la CO2 è quotata a 70-75 euro per tonnellata come valore di tassa. Mettermi in coppa, come si suol dire, un onere di questo tipo per tutta la vita, capite bene, perché queste sono tecnologie mature, non è che ci da inventare queste cose, queste sono realtà. Allora capite bene che di fronte a questi risultati, a parte gli altri discorsi appunto del footprint, eccetera, ma mi ha portato a dire, grazie a oil and gas, ho capito che la tua tecnologia per noi non va bene e quindi andiamo sulle nuove tecnologie. E con questo quindi siamo andati, vado veloce, sulle celle che conosci molto bene. Che cosa fanno queste celle? Che tra l'altro sono nate per produrre energia tramite idrogeno. Hanno scoperto che per funzionare ci vuole anche la CO2 e quindi andando a ottimizzare, a massimizzare questo principio è venuto fuori che oltre a produrre energia sono degli ottimi concentratori di CO2. Quindi questa cella, che poi cerco di farvela capire, materializzare, viene alimentata dai funi esausti che sono in basso a sinistra, che sono cammini di qualsiasi azienda. Sopra gli devo buttare dentro dell'idrogeno, poi vediamo come produrlo. La cella prende la CO2 che dai fumi, la concentra passando all'anodo al 30%. Quindi parte con una CO2 molto bassa, per esempio nelle turbine a gas abbiamo una CO2 del 3,2%. Nel forno abbiamo visto il 9,2%, va bene sia per l'una sia per l'altra, forse le turbine funzionano meglio perché sono celle ad alta temperatura e il fumo di scarico di una turbina a gas sono 600 gradi, quindi è già in temperatura, ma questo modo di concentrare la CO2 al 30% e soprattutto di rilasciarla con vapore acqueo è facilissimo da separare.
Quindi con questo sistema pensiamo di poter risolvere il problema. Dico, pensa poi, me ne parlo, devo stare presto, me ne parlo dopo, perché noi di tutte queste cose che vi racconto faremo un progetto pilota giù in Sicilia per produrre idrogeno verde per sperimentare questo centro. Perché abbiamo una Pickers in costruzione, che è una turbina a gas, per servire il mercato della capacità di Terna, che è quel mercato che serve per bilanciare la rete. Quindi occasione straordinaria per poter sperimentare. La Sicilia ci dà il sole, abbiamo uno stabilimento giù in Sicilia, che è perfetto, e abbiamo una Pickers in costruzione. Quindi tutto va a collinare perfettamente con i nostri obiettivi. Qui ho dato qualche immagine per vedere come è fatta sta cella. Sono strati da 1 millimetro di spessore, dicono anche meno, che poi vengono impaccati. Quindi questi pacchi vengono poi invasi dai fumi che li butto dentro al catodo, dall'altra parte gli mando idrogeno e poi alla fine raccolgo i flussi che vi ho raccontato. Questi sono i dati che stiamo sperimentando. Abbiamo preso come campione 10.000 normali metri cubi di fumo, e su questi, che mi darà la Picker, e su questi abbiamo fatto due conti per dire quanta CO2 riesco a catturare e soprattutto a concentrare al 30% per essere poi liberata e quindi poi trattata. Probabilmente faremo la liquefazione e poi andremo stiamo facendo un altro progetto di ricerca con Tor Vergata a Roma per trasformare la CO2 in metanolo. E quindi se anche questa esperienza andrà a buon fine, adesso è un reattore sperimentale, questo potrebbe essere una soluzione al problema. Che cosa serve? Metanolo cosa serve? È un combustibile, cioè un biofuel. Quindi poi ha molte altre applicazioni. Per completare, quindi abbiamo visto cattura della CO2 è uno dei punti. L'altro punto è, ma perché non gli diamo anche un po' di idrogeno nella misura in cui le infrastrutture sono in grado di ricevere? Guarda la condizione. Il problema del idrogeno è il costo. Perché mentre il gas viaggia per i tubi, l'idrogeno per farlo viaggiare lo devo comprimere a 250 bar, perché sennò trasporto dei grandi volumi, addirittura nelle autovetture a 700 bar. Quindi capite bene che è un qualcosa che è difficile da gestire, difficilissimo. Però ci proviamo. In che maniera? Abbiamo fatto le verifiche con ENI e con SNAM che una certa percentuale di idrogeno è compatibile con le attuali infrastrutture. Quindi se noi riusciamo a produrre idrogeno e a buttarlo in un tubo dove c'è già del gas, possiamo alimentare il nostro forno. In effetti abbiamo deciso di separare delle cose, e cioè il mix idrogeno gas naturale lo fa il bruciatore. Quindi arriviamo al bruciatore con un tubo che porta l'idrogeno, un altro tubo che porta il gas e poi l'aria, come sempre, per poter fare il blend cosiddetto. Quindi una parte è decarbonizzata per natura, perché l'H2 non contiene la C, per fortuna. Ecco, allora vi racconto come fare questo idrogeno green. Abbiamo studiato insieme con i nostri amici portoghesi di Fusion Fuel una tecnologia che si basa sul solare a concentrazione con annessi microelettroliti. Eccolo qui. Questo è un pannello che è bidirezionale, quindi si muove su due assi per inseguire il Sole con un sistema tracker evoluto. Questo pannello ha dentro di sé la concentrazione del Sole
e l'elettrolizzatore. Adesso vediamo come sono fatti. Vabbè, questo è il dietro del pannello, si può già intuire qualche cosa, ma si capisce poco. Questo è lo schema di processo di un pannello, ma lasciamo perdere. Ecco. Allora, il nocciolizzatori, vedete una di quelle strisce che sembrano tante lenti, è riportata in quella solar module. Okay? Quindi dietro, esatto, quel solar module contiene, vedete lì che c'è quel tondo che riporta quel dettaglio, quindi 3 elementi di sopra sono riportati qui sotto, dove ci sono delle lenti di concentrazione. Ogni 3 elementi di concentrazione è abbinato con un elettrolizzatore micro. Parte su in alto, vedete come è sistemato, no? Quello c'è detto. Perfetto. Quindi vedete, prende 3 celle e un elettrolizzatore. Di questi elementi ce ne sono 144, che quindi vanno a creare un sistema che, catturando i raggi del sole con inseguimento, quindi nella condizione ottimale per sfruttare al massimo la concentrazione, produce 0,5 kg/h di idrogeno. Questo non è molto, però, tra virgolette, è gratis. Quanti metri quadri? Sono scritti qua, 110 metri quadri. Grazie. Gli elettrolizzatori sono elettrici o sono termici? Ah, sono termici. Sì, sì. Quindi è molto semplice. È la scatoletta così. Questo qui è lo schema che fa vedere i raggi che vengono dall'infinito. C'è una prima lente che fa una prima convergenza. Questo è il concentratore. Sotto c'è una cella a concentrazione, che è quella che viene dai è quella a 3 strati, viene dagli spazi, cioè dai satelliti. Quindi funziona. Sì, sì, è a 3 strati, quindi vuol dire che prende le frequenze della luce in profondità. Sì, cioè. Dopodiché viene catturato con lo scambiatore il calore che viene prodotto e l'energia elettrica che viene prodotta, che sono gli ingredienti base per favorire l'elettrolisi che avviene dentro l'elettrolizzatore. Da lì esce fuori idrogeno e ossigeno. L'ossigeno per il momento lo mettiamo via perché costa 10 euro a tonnellata, quindi costa più trasportarlo che utilizzarlo, a meno che abbiano un'utenza di vicino per utilizzarlo. Vai in atmosfera questo. Sì. E allora è vero. No, certo, dico assolutamente. Io che sono bene. Quindi i dati che abbiamo ricavato sono molto promettenti, perché queste celle fotovoltaiche hanno un rendimento del 40%, l'efficienza dell'elettrolizzatore al 70%, l'accoppiamento diretto delle celle fotovoltaiche con l'elettrolizzatore, concentrazione della radiazione normale diretta, scalabilità dell'impianto. Questa è una delle caratteristiche più importanti, che io posso adeguare il mio impianto cambiando il numero delle unità, che quindi funzionalmente non è indipendente. L'altro elemento che usiamo abbiamo visto che è il biometano. Allora, veniamo da un'esperienza, adesso purtroppo l'abbiamo venduta IREN, questo impianto, ma abbiamo fatto direttamente noi come Ediferco l'esperienza di realizzare un impianto per la produzione di biometano da corso, quindi dalla frazione organica del rifiuto urbano. Si vedono i 2 grandi contenitori verdi, che sono le unità di processo più importanti dove avviene la trasformazione
del materiale organico in biometano, in biogas. Questa è l'unità invece che trasforma il biogas in biometano. Cioè il biogas che viene fuori da lì ha degli inconvenienti. Primo, contiene molta umidità, 2, contiene molta CO2 e 3, c'ha qualche altra cosina che è meglio togliere. Però il trattamento è già stato fatto prima, soprattutto umidità e CO2. Allora, l'impianto di upgrading ha il compito di togliere queste cose. Quindi creare il biometano da poter mettere in rete direttamente SNAM. Quindi noi abbiamo costruito questo impianto e abbiamo chiesto a SNAM di arrivare col tubo, è un tubo grosso così, dove gli buttiamo dentro direttamente il gas che produciamo, che va in rete. Quindi quando apriamo i fornelli potreste trovare la molecola che viene da questo impianto. Quindi, come dicevo, è molto facile fare il biometano. Questi sono i dati del primo impianto che abbiamo fatto, che era invece destinato a produrre energia elettrica, perché il biogas veniva buttato in un motore, dopo essere stato purificato un pochettino, e quindi questi sono i dati. Poi abbiamo fatto il raddoppio, e con il raddoppio abbiamo fatto la trasformazione a biometano. Quindi, prendendo 60.000 tonnellate di roba che si buttava via prima, per l'organico veniva buttato via, si prendeva questo organico e l'abbiamo trasformato in quelle quantità di biometano. Questo cosa vuol dire? Che la politica dovrebbe lavorare su questi cose. Perché noi abbiamo tanta, se facciamo i conti di quanto organico abbiamo e produciamo, potremmo aver risolto tutti i nostri problemi della decarbonizzazione. È chiaro che comunque, indipendentemente dal fatto che, come avete visto, nel processo io per trasformare da biogas a biometano libero il 40% di CO2, anche se è neutra, ma se io riesco a catturarla, è tutto di guadagnato. E allora, ecco, capite bene che la cattura della CO2 per noi diventa un elemento tecnologico fondamentale. Per l'industria è un aiuto enorme, perché ci consente di mantenere le vecchie infrastrutture, vecchie tra virgolette, cioè quelle che oggi non ci sono come alternativa. O meglio, un imprenditore non può spendere tutte le volte 30-40 milioni di euro per cambiare l'infrastruttura, perché poi diventa insostenibile dal punto di vista economico. Quindi la cattura della CO2 ci consente di gestire, visto che il tema di questa sera è la transizione va gestita in questo modo. Consentire di reggere ancora, ma togliendo la CO2 quando si usano i gas che ancora contengono la molecola CO2. Concludo parlando del PPA, e cioè oggi per fortuna non c'è più quel vincolo che magari ci ha seguito per tanti anni, e cioè di gestire tutti questi temi, le energie, le emissioni, di gestirle in maniera fisica. E cioè devo produrre, collegare, usare. Oggi per fortuna ci stiamo sganciando, ci sono dei nuovi sistemi che quindi vanno valorizzati, che sono quelli virtuali, ma non virtuali come quelli della finanza o quelli dei nomi delle navi che ti vendevano una nave che non c'era. Sto parlando di virtuale serio, cioè che ti consente, tu che hai un impianto che produce rinnovabile, ti consente di usare quell'energia da un'altra parte che dall'altra parte. E usando la rete come interconnessione. Ma i contratti si fanno diretti. Questo è il concetto del PPA,
che vuol dire Power Purchase Agreement. Vi racconto un'esperienza diretta. Noi, prima di fare tutti questi discorsi che vi ho raccontato, abbiamo chiesto, ci siamo domandati, come cacchio faccio a risolvere questo problema della decarbonizzazione? Quando abbiamo saputo che c'era un investitore privato che aveva intenzione di investire in Sardegna per realizzare un impianto eolico, e tramite le solite conoscenze di interscambio abbiamo saputo di questa notizia, gli abbiamo comprato il 50% dell'energia prima di costruire l'impianto, il 50% dell'energia o qualche percentuale, adesso non mi ricordo bene, di questa energia, e ci chiamano off-take, firmato un contratto di impegno per il ritiro di questa energia. Lui con questo contratto è andato in banca e si è fatto finanziare. E quell'energia è nostra ed è energia green. E io oggi posso dire, come l'azionista numero uno, il professor Rossi, come dice quando va a parlare nei vari convegni, dice che lui è già decarbonizzato, proprio perché ha avuto il coraggio di firmare questi contratti, che sono contratti di lungo termine, 10 anni, a prezzo fisso. Ci vuole del coraggio, perché oggi vai a fare un PPA con la situazione di oggi, col prezzo dell'energia che ti cambia da un giorno all'altro. E quindi concludo rimettendo in questa slide un pochettino, riassumendo tutto il nostro discorso. La via italiana dell'acciaio è la decarbonizzazione. Guardate che questo è un fondamentale. Chi degli acciaieri non accetta la sfida è destinata a chiudere. Ve lo dico io, ma non perché sono io. Lo dice la cultura, lo dice il mondo che va in una certa direzione. Non si scampa da lì. Bisogna avere questo coraggio di accettarla, questa realtà. E noi l'abbiamo capito da subito, e per noi questa è una strada maestra, non è un palliativo, è una strada maestra. Dobbiamo decarbonizzare per restare in piedi, per far vivere la nostra gente, i nostri operai, per dare lavoro. Abbiamo visto che abbiamo 2500 persone, abbiamo delle responsabilità grosse, enormi. E quindi questa è una realtà che dobbiamo capire, radicare, portare fino in fondo, perché è una realtà fondamentale. Abbiamo visto che produrre l'acciaio liquido oggi in Italia è già abbastanza decarbonizzato, l'80% prodotto da forno elettrico. Se aggiungiamo il DRI, risolviamo anche il problema della qualità, con la riduzione diretta, risolvendo anche Taranto, che Taranto ha bisogno di soluzioni. La soluzione della decarbonizzazione dei forni di riscaldo alimentati a gas naturale per produrre eccetera eccetera passa attraverso una combinazione di soluzioni. Oggi che non c'è la soluzione. Ecco, io penso che la soluzione, vista le incertezze che ci sono su queste tecnologie, su queste esperienze, oggi è bene portare avanti più soluzioni, perché siamo in un periodo dove, ripeto, le incertezze vengono a mancare, e quindi provare, avere chance di cambiare, portare da una parte, cambiare soluzione, andare da una parte e dall'altra. Proprio perché biometano, idrogeno verde, le celle che abbiamo visto e il PPA sono oggi strumenti fondamentali che ci aiutano a fare questo percorso. Però, e qui concludo, stiamo vivendo comunque una situazione molto difficile. Cioè non abbiamo certezze. Io mi ricordo che prima, 20 anni fa, si lavorava e si ragionava sugli investimenti. Allora era quasi uno scherzo andare a pianificare gli investimenti. Si chiedeva soltanto all'azionista: ce l'hai i soldi? Era quello l'unico problema. Ce l'hai i soldi? Ci studiamo poi il mercato, che era l'altra componente fondamentale, e poi si correva.
Oggi non si può più correre, bisogna pensare, riflettere, ma comunque dobbiamo avere il coraggio delle nostre scelte. Perché anche oggi non possiamo stare fermi. Dobbiamo quindi andare avanti e avere il coraggio di scegliere anche con una situazione incerta come quella che oggi caratterizza il nostro tempo. Grazie dell'attenzione. Non ho avuto il coraggio di fermarti. Volevo sottolineare che sono molto, per me è molto interessante, due cose che conoscevo, altre cose le ricordavo, come Carbonati sono una storia anche di Rovesi, purtroppo, o delle tante storie finite male, diciamo quello perché insomma, ricordo che c'era una cosa che si chiamava Salvo sul Stelle e usa Carbonati. Io ho ancora uno in laboratorio perché abbiamo fatto un progetto con loro. Me devo anche disfare di Bruxelles perché te la prendo io. Comunque sono interessante. Io lascerei uno spazio a delle domande perché penso che ci siano. Quello che mi è piaciuto è che lui ci ha fatto vedere il mondo reale, perché spesso parliamo della transizione come se fosse una cosa gioiosa, fatta di documenti dalla comunità europea, i ministeri che fanno un po' di decreti, poi c'è qualcuno che deve farla diventare realtà. L'abbiamo visto la volta scorsa con Everett, che lo fa sulla generazione elettrica. Loro hanno un sistema che è complesso, come dice, ce l'abbiamo, non possiamo buttarlo via e rifarlo da zero. Cosa viene in Italia ne fa? Qui no. Una domanda molto interessante perché finalmente ho capito svariate cose sugli anziani. Sono un fisico, quindi io lavoro nella fotovoltaica da 45 anni. Perché non usare le celle normali per fare l'idrogeno, per formare le strumentazioni standard delle piante? Perché la concentrazione non è Noi parla del fotovoltaico. Allora, il problema è molto semplice. Quanto costa fare l'idrogeno oggi col sistema normale? Costa dai 5-6 euro a tonnellata. Con questo sistema costa 3,70. Perché so come funziona. Guardi, certamente, la stessa osservazione me l'ha fatta un professore del CNR di Messina, che anche loro sono passati da questa esperienza, però se lei va a vedere il solare a concentrazione di quando è stato fatto e abbandonato, non ha... Io l'ho abbandonato. Certo, sì, ma che efficienza aveva? No, 30% quando funzionava. Ma perché oggi siamo al 40%. Vabbè. E comunque, certo, comunque, la sfida che noi adesso dobbiamo accettare è quella di dimostrare, perché poi le teorie sono le teorie quando si fanno questi conteggi, il business plan, eccetera, però poi conta la realtà, quella che si appoggia per terra. Noi siamo arrivati a questi numeri, ma non ci crediamo. Non ci crediamo, perché sono troppo belli, non ci crediamo. Allora abbiamo deciso di fare un progetto pilota e toccare con le nostre mani questa realtà. Può darsi che ci sia stupito qualcosa, però oggi, ovviamente, faccio una precisazione, oggi sfruttando la filiera PNRR o i vari bandi che vengono promossi dall'Unione Europea, sui CAPEX vengono messi a disposizione parecchi soldi. Noi abbiamo considerato un 40% di contributo sul CAPEX. Quindi se va a fare l'ammortamento in 20 anni, Non durano 20 anni. no, certo, abbiamo messo i costi di manutenzione.
poi magari se abbiamo molto specifico è interessante per la cosa. Prego. Sono visitati, sono piccoli. Quindi, perdonatemi qualche piccola ignoranza, qualche bambina. Però sono impegnato politicamente in Europa Verde, che naturalmente siamo all'opposizione al Parlamento. Naturalmente mi domando, ma vi hanno già chiamato al ministero preposto? Avete già avuto dei contributi? E offerte. Questa è la vostra azienda? Si potrebbe saperne di più per parlarne bene. Perché, voglio dire, qualcuno ha detto che qui stiamo parlando di realtà. La realtà, avete capito che deve essere, diciamo, dentro un vettore di cultura politica, ministeriale, poi regionale, poi comunale. Quindi io sono solo grato di questa relazione, cercherò di avere maggiori informazioni per parlare bene, di sapere dove siete. Io sono arrivato qui, ho detto, faccio un psicologo, sono in pensione, un'altra cultura. Vediamo di trovare sinergie, contatti. Io penso che fate pubblicità, fate sapere dove siete, dove siete radicati, se c'è una sede a Genova. Insomma, noi non abbiamo nessuna difficoltà come politici, piccoli come sono, piccoli dirigenti personale, parlare bene delle aziende, perché naturalmente se le aziende diventano quello che è la prospettiva. Io sono fanatico dei pannelli solari, per esempio, le comunità energetiche sociali, possibilmente, secondo me sono una definizione epocale, ma bisogna invertire le pratiche. Poi quella bellissima notizia che voi acchiappate la CO2, la fate diventare preziosa, può diventare addirittura ossigeno che ci fate respirare, le possiamo dire che tempo e spento. Lo seguite tutti, anche con la pre che non era in calendario. Poi aspetto di sentire la giornata di massa. Intanto le do una bella notizia, che non deve ringraziare l'Autero, ma deve ringraziare tutto il settore siderurgico hard-to-abate del nord Italia, perché tutti, dalla prima all'ultima, stanno facendo i ragionamenti che sto facendo io, l'ho fatto a voi. Perché, ripeto, sono tutti consapevoli, privati, che se non risolvono il problema della decarbonizzazione, chiudono. Allora, la Ori Martin, la Feralpi, la Acciaierie Venete, eccetera, che sono tutti del club hard-to-abate, e sono quelli che hanno firmato l'interconnector. Me lo spiegavo prima ai signori che mi hanno invitato, che ringrazio, che oggi, se non si fa, noi la chiamano adesso rete, se non ci si mette insieme a combattere queste battaglie, non si va da nessuna parte. Oggi bisogna avere questa grande capacità di fare rete, come dicono oggi. Perché il mio problema, il problema tuo e dell'altro, che viviamo lo stesso mondo, che facciamo sinergia, ma pesiamo molto di più e abbiamo il coraggio di affrontare insieme queste sfide, invece di farci guerra sulla concorrenza. Bisogna invece allearsi per i buoni propositi. Guardi, nell'ambiente siderurgico le dico che c'è uno spirito che è difficile da trovare negli altri settori. Tutti questi siderurgici di cui ho parlato, quando a volte capitano i guai, un trasformatore che si brucia o una colata continua che si spacca perché è successo un guaio, lo sa cosa vuol dire fare la solidarietà tra i concorrenti? Che tutti danno una quota del loro prodotto per non far chiudere il concorrente.
Perché? Ma perché sono famiglie. Se lei va a vedere la proprietà, sono tutte famiglie che hanno come primo obiettivo, oltre che fare i soldi, perché insomma, se no cosa ci stanno a fare? Chiuderebbero. Il loro obiettivo è quello di far star bene la propria gente e rispettare l'ambiente, perché questo è l'altra, le dico sinceramente, 20 anni fa di ambiente non ne parlava nessuno. No? Non c'erano questi problemi. Oggi sono diventati una priorità assoluta, che quindi viene interpretata, letta, capita e interpretata sino al fondo, ma non così per slogan, per realtà, perché si spendono dei soldi. Quando uno comincia a spendere soldi in queste cose per decarbonizzare, vuol dire che ci crede. È l'unico segnale di evidenza delle politiche aziendali. Spendere i soldi in queste cose. Sono altre domande? Prego, Antonio, sentiamo il dottor Gargilli che ha organizzato questi eventi, diciamo. La ringrazio per due motivi. Primo, perché in maniera semplice ha descritto un processo complesso che è stato previsto. Secondo, perché lei dimostra che alla fine la transizione energetica è diventata una priorità delle strategie aziendali. Perché non tutti ci credono, molti pensano sono i soliti discorsi dei politici, sono i soliti discorsi degli studiosi e dei ricercatori. Invece la sua testimonianza dice la transizione energetica, ma anche l'altro giorno con l'altro relatore, emergeva transizione energetica, priorità delle strategie aziendali, e questo fa diventare quello che dovrebbe sembrare un sogno lontano da realizzare l'ottimismo che con la volontà delle imprese, dei manager, dei ricercatori, ma anche della scienza, probabilmente certi obiettivi che sembrano molto lontani sono realisticamente raggiunti. Grazie. Condivido pienamente, è proprio così. Grazie, faremo ancora l'ultima. Prego, dai. Senta, anzitutto complimenti per tutto quello che ha detto, ma per l'intensità e la passione con cui l'ha detto, prima di tutto. La seconda cosa che volevo chiedere è questa: lei ci ha illustrato benissimo la situazione italiana, no? Da un punto di vista, senza andare in Cina, che quello ovviamente è più complicato, dal punto di vista della situazione a livello del mondo, soprattutto a livello d'Europa, la situazione è la stessa che in Italia, ci sono ritardi, ci sono anticipi, se può darmi un minimo di informazione. Grazie. Domanda difficile. Domanda difficile. Posso, allora, queste cose manca l'ONU della situazione. Sì. Perché fin quando ne parliamo tra di noi va tutto bene. Ma quando vogliamo trasferire tutto questo in realtà che diventano faro per gli altri paesi, soprattutto quelli non europei, incominciano a entrare i grandi problemi geopolitici. Noi sappiamo tutti, leggendo dai giornali, che gli indiani dicono: tu hai inquinato sinora, adesso tocca a me. È inutile che mi vieni a chiedere di non inquinare. No? Allora, quindi non è tanto più un problema di tecnologia, di trasferimento di know-how o di aiuto in questo tema, è un problema geopolitico. Allora, qual è l'atteggiamento di quelli che si sono fatti promotori di queste politiche, diciamo i paesi occidentali? E non c'è una politica. Cioè, manca la politica di queste grandi scelte. Grazie. In Europa
posso dire che le cose stanno molto bene. Per quanto riguarda il nord Europa, un po' meno via via che si prende, ma questo è naturale. La cosa importante è che noi vogliamo, italiani, che siamo molto apprezzati nei paesi del Mediterraneo, portare questi argomenti, lo stiamo facendo, quindi vi sto parlando di cose concrete, reali, le stiamo portando nei paesi del Nord Africa. Perché riteniamo che solo con delle alleanze in questi paesi che hanno grandi territori, hanno un sole meraviglioso, si possa fare una politica seria di idrogeno. Grazie. Avremo ancora una domanda. Io, velocissima. Il mio amico, ciao. La sua relazione molto profonda e molto interessante, ma anche non solamente per i tecnici eccetera, ma anche per il grande pubblico. Il discorso è che, ad esempio, la Tunisia, sapete che anche l'Algeria faranno un cavidotto che porterà la corrente elettrica dagli impianti fotovoltaici, passando per Genova e andando in Germania a rifornirsi di energia elettrica. Ora già che ci siamo, e poi devo farlo qualche lite italiano, perché non ci colleghiamo anche noi un cavo vicino e prendiamo dei campi solari da poter fare da porto di energia elettrica. È quello che stiamo facendo. L'altra cosa è quella della rete dorsale di corrente continua, che ad esempio lo stanno facendo in Brasile, stanno facendo altri paesi, l'Italia ci sono le burocrazie interne. L'altro problema è questo della parte politica, che diciamo il signore che sembra un politico, e praticamente certi problemi che avete risolto a Carpino e altre parti, avete dovuto picchiarvi anche contro delle persone di diverse tendenze politiche che non piacevano quel progetto perché non l'avevano pensato loro. Ma ad esempio come il caso della centrale di La Spezia. La Spezia, decarbonizziamo, chiudiamo la centrale. Allora, perché a La Spezia non facciamo Guigiana e la provincia di La Spezia dei campi solari e produciamo energia elettrica, facciamo quindi anche la produzione di idrogeno e potremmo fare fra 6 anni, come esiste già in Australia, una centrale che va all'idrogeno. Grazie. Grazie. Facciamo fare l'ultima domanda. Non sono quelle riguarda, sono visto quando era magnifico dell'università. Pensa a quel tempo parlavano di persone e i tedeschi, scienziati tedeschi, portati come Heisenberg, avevano imboccato la strada sbagliata. Allora, il rischio è questo. Le scelte che fate adesso rischiano di essere sbagliate e fallimentari. Ottima domanda. Farò una risposta molto breve. Fra 20 anni nessuno qui dentro può rispondere cosa ci sarà. Però ci sono 2 riflessioni da fare. Primo, quando non me ne voglia chi ama il fotovoltaico, né l'eolico, cioè queste energie rinnovabili vanno benissimo, ma hanno un grande difetto, lo sappiamo tutti, e cioè funzionano, se va bene, dalle 1600 alle 2000-2500 ore. Punto. Il cosiddetto base load, cioè quella fascia che mi deve sempre garantire l'energia in ogni momento, chi me la dà? Se io dovessi immaginare
a un mondo basato tutto sulle rinnovabili? Chi me lo dà? Gli stoccaggi? Fate un po' due conti per vedere quante batterie dovrei mettere per stoccare l'energia che mi serve per gestire non le 8 ore, perché il giorno è fatto di 24 e si lavora 24 ore in certi settori. Il sole dura 6, 7, 8, 9, 10 ore e le altre ore chi me le dà? E queste sono realtà che bisogna toccare con mano. Allora, se noi non abbiamo il cosiddetto base load sul quale costruire le rinnovabili, insomma, abbiamo fatto Terna, ma ha fatto costruire un ciclo, una turbina gas, per bilanciare la rete a causa delle rinnovabili. Proprio perché queste rinnovabili sono schizofreniche, non sono pianificabili. E come faccio io un paese a vivere su queste cose? Che invece devo pianificare quello che devo fare domani e dopodomani, la mia produzione. Come oggi leggevo sul giornale quei poveri disgraziati dell'Ucraina che hanno le centrali bloccate. Guardate un po' la situazione. Allora, questi problemi sono problemi concreti, reali. E se io non ho il base load, non vado da nessuna parte, mettiamocelo in testa. Allora, il base load bisogna farlo bene, possibile. Il peso del carico di base. È il carico di base, no, della necessità di energia per un paese. Se voi andate a vedere il diagramma del fabbisogno energetico di qualsiasi paese, è fatto una gobba di cammello durante il giorno. Arriva un picco verso le 11, le 12, poi scende, poi risale e poi scende. La notte poco. C'è qualche industria che lavora la notte, eccetera. Però il grande carico è dato durante la giornata delle 12, 14, 16 ore. Se noi immaginiamo di spaccare questo diagramma in due, dove prendo una riga orizzontale che è sempre cioè prende sempre energia, salvo poi qualche ora alla notte, e la parte che sta sopra di questa linea che si chiama appunto base load e la vado a gestire con qualsiasi cosa, allora io separo la mia organizzazione energetica di un paese assicurando sempre la fornitura di energia fondamentale, mentre sulle altre tipologie di energia vado a gestirle in funzione della disponibilità. Io lo ringrazio. Io lo ringrazio. Questo è un argomento del quale parleremo il 25 mattina, ve lo dico perché era l'ingegnere Andrea Gagliani, direttore dell'autorità ARERA adesso, e vi parlerà di queste cose. Io stesso ve ne parlerò, magari io cercherò di essere un pochino più, non posso dire, meno reale, più accademico, perché fa parte del mondo, ma sostanzialmente quello che sta dicendo è la verità. I problemi sono la rete. Noi possiamo fare tutte le rinnovabili che vogliamo, ma il problema è che non si vede. E se non siamo a 50 Hz, tutti i nostri sistemi si spengono soltanto perché andiamo fuori dal di frequenza. Quindi è un tema molto complesso, molto delicato, non è che l'unico fatto 100% rinnovabili, lo possiamo anche fare. Poi se oggi ne facciamo 300 TWh e fra 20 anni dobbiamo fare 2 volte e mezzo, tutto elettrico, e il problema diventa enorme. Se pensate che per chiudere, qualcuno parlava di stessa, per chiudere le centrali al carbone, che sono tutte 5 gigawatt, quando hanno deciso di chiudere, la parte che sono la spese per altri motivi legati alla guerra, ma quando hanno deciso di chiuderle, è venuto fuori che per tenere in piedi la rete abbiamo dovuto fare delle centrali a gas. Vabbè, la situazione vi rendete conto cosa vuol dire, no? Perché io voglio togliere il carbone e vorrei sostituirlo con le rinnovabili, cioè no, siccome fai crescere le rinnovabili, togli il gas, il carbone, devi mettere il gas perché altrimenti non stai in piedi il sistema diventa ingestibile, vuol dire avere il blackout. Ora ci puoi credere o non ci puoi credere, basta andare a vedere i documenti interni che sono ampiamente paginate di calcoli e dimostrazioni che vengono fuori così totale. Quindi non è così banale, cioè io potrei riempire il fotovoltaico tutto l'Italia, ma non risolvo il problema, perché mi troverei poi in quelle difficoltà, le 1400 ore all'anno, le 2000 ore all'anno dell'eolico, vanno quando vogliono, c'è il sole quando vuole, quindi noi il problema ce l'abbiamo. La parola chiave è accumulo.
Purtroppo l'energia elettrica non si accumula facilmente e quando si accumula richiede sostanze delicate. E allora passiamo dal gas russo al litio cinese. Allora, ricordiamo che noi siamo sempre nelle mani di qualcun altro. Chi ti ha fatto la domanda diceva le scelte di oggi. Noi cerchiamo di farle al meglio, ma questo sarà fra 20 anni, lo vedranno i nostri figli, poi i nostri nipoti, perché effettivamente oggi è il momento delle scelte. Perché questo paese ha delle difficoltà? Io nel 2017 scrissi sul giornale di Confindustria, quasi me lo censuravano, che il nostro paese non ha un piano energetico nazionale dal 1986 circa, e quasi me lo censuravano quell'articolo. Poi uscì nel 2019 il PNIEC, che guarda caso si era dimenticato che in Europa parlavano tutti di idrogeno, ma nel nostro PNIEC non c'è la parola idrogeno. Ma non perché io sia un fanatico di idrogeno, perché capisco che c'è il suo limite, per amor di Dio, ma perché vuol dire che si facciano delle scelte che sono politicamente staccate da quelle del resto d'Europa, devi stare attento. Loro stanno lavorando guardando a quello che succede in giro per il mondo. Quindi il problema è che la politica non fa la politica. La politica non decide. La politica decide sulla base di quello che è, diciamo, cosa dicono oggi, quanti punti in più prendo se dico questo invece che questo. Questa è la realtà, lo dico da non politico, quindi sono un po' persone. Va bene, non parliamo del PNRR, perché poi ci sono tante cose che sarebbero importanti. Però voglio dire, io voglio ringraziarlo perché ha toccato un argomento che, cioè, quando voi siete parlare di transizione, siete parlare di rinnovabili, ma non capite che dietro c'è il mondo di fare. I cementifici hanno i problemi che hanno loro, odiato le cartiere, l'energia elettrica in Italia costava prima di questo periodo il 30% di più che nel resto d'Europa. Quindi è chiaro che il finlandese faceva la carta e costava la metà di quella italiana. Fortunatamente trasportare dei rudi a 6 metri di lunghezza per 2 metri e mezzo di diametro costa parecchio, alla fine li facciamo ancora in Italia. Ma le cartiere avevano l'acqua alla gola l'aver fatto del costo dell'energia. Perché noi ricordatevi che il 30% in più nasce anche da tutta una serie di cose. Continuiamo a pagare le cose che derivano dal vecchio nucleare, continuiamo a pagare le cose incredibili. Ci sono dei costi che sono i cosiddetti costi gli oneri del sistema. Esatto, gli oneri di sistema rappresentano il 30% della nostra bolletta. Cioè, quando io spero che gli italiani vengano a racconti, perché Andrea è bravissimo, viene a fare lezione anche agli studenti, perché meglio di lui io lo posso spiegare. Proprio quando vedi come sono fatte le forme delle cose, come si costruisce il costo dell'energia. È una cosa che, cioè, io faccio il professore universitario, questa parte del mercato non mi piaceva, poi ho capito che se non la capisco è inutile che parlo di come funzionano le turbine a gas, perché la gente le fa funzionare in base a come funzionano i costi delle energie. Loro fanno una turbina a Giamora, che è una macchina da 60 megawatt che si è accesa 3 ore al giorno, 2 ore al giorno, non lo so. 1000 ore all'anno. Tenete conto, cioè uno spende decine di milioni per comprare una macchina per tenerla praticamente sempre spenta. Perché? Perché in quelle ore lì fa delle cose che altrimenti salta la rete, perché c'è tutto l'eolico, tutto il fotovoltaico siciliano che manda in crisi la rete. C'è qualcosa che non torna nel sistema, siamo andati in una direzione strana. Va bene, andiamo in quella direzione, decarbonizziamo, facciamo tutto, però c'è chi lo deve fare veramente. Adesso guarda, sulla strada. Devo dire che sono contento che sia venuto perché è stato veramente era un'idea di parlare di acciaio. Sembra che quando uno si parla di acciaio è tutto sporco e cattivo. Sì, perché basta farsi un giro per Taranto e vedete che cos'è Taranto, no? Andare a Taranto sicuramente viene ho fatto delle ispezioni a Taranto sulla strada di Taranto viene il Magone, è un altro mondo, non è quello che ti facevi vedere. Come la siderurgia ci sono le altre attività, la chimica, la chimica verde, la chimica, ci sono esempi di impianti chimici che hanno devastato aree. No, parliamo del petrolchimico di Porto Torres per fare un nome, no? Vicino c'è la centrale di Fiume Sacro Carbone, qua se la danno con l'altro. Questa è la realtà, però se tu devi produrre delle sostanze chimiche, devi fare in un modo pulito, devi fare delle cose particolari, quindi hai un impatto che o rifai come tu parto da zero, chiudo tutto, me ne vado in un altro paese che ha una soluzione carbonifica. Direi che siamo, però hai dato un'indicazione su un settore che io credo che abbia aperto ai presenti anche una finestra che non è la solita finestra che vedi, facciamo un po' più di rinnovabili, un po' più di gas, c'è chi poi deve usare l'energia per fare delle altre cose, non soltanto per far accendere la luce o far andare le auto. Quindi io vorrei ringraziare e fare un ultimo applauso.
Mi credo che siamo andati un po' lunghi, però insomma, è talmente interessante. Prima il